Come capire se il tuo dolore è psicosomatico? Domanda frequentissima. Prima di tutto dobbiamo capire che i dolori psicosomatici o nociplastici hanno una frequenza e una durata alta, sopra i 3 mesi. Quindi se stai soffrendo di dolori persistenti, probabilmente sei in una condizione già psicosomatica, perché la maggior parte dei problemi si risolve entro 3 mesi, a meno che non siano gravi. Un dolore psicosomatico lo possiamo capire in diversi modi. Prima di tutto, ovviamente, è collegato a un periodo di stress, quindi nota se in questo periodo stai soffrendo da alto stress. Ovviamente tutte le persone soffrono di stress, non ce n'è una che mi dice non soffro di stress, tutte soffrono di stress, ma qui parliamo di somatizzazione, quindi magari stress represso che non riesci neanche a vedere dal punto di vista conscio. Ovviamente ci potrebbe essere stato un trauma nel passato, magari un lutto, molto frequente questo, un cambio di relazione, un cambio di vita. Il dolore normalmente si diffonde in un'area estesa e quindi non è molto riconoscibile dal punto di vista anatomico e neurologico, perché la distribuzione delle problematiche strutturali vanno su una porzione del corpo molto particolare e delimitata. I dolori psicosomatici si estendono, si muovono, non sono mai stazionari, magari durante la settimana cambiano, durante le vacanze vanno giù o possono alzarsi di intensità. Se soffri di dolori psicosomatici probabilmente non hai solo un disturbo, molto probabilmente soffri di ansia, soffri di insonnia, soffri di disturbi gastrointestinali che quindi sono sommati ai dolori alla testa, al collo. Quindi sono dolori che vanno ciclici, vanno con ciclicità, si dice, no? Quindi magari riappargono a stagioni. Queste sono un po' delle caratteristiche che posso dirti direttamente sui dolori psicosomatici, ma se vogliamo essere più sicuri, ho creato un'autovalutazione con diverse domande per andare con più precisione su questa problematica psicosomatica. Se vuoi saperne di più, vai sul link in descrizione perché trovi l'autovalutazione. Se vuoi sapere come si curano i dolori psicosomatici, che possono essere anche molto intensi, ti lascio vedere gli altri miei video. A presto, ciao!